Sessant'anni fa, nel settembre del 1943, sull'isola di Cefalonia, territorio greco occupato dall'esercito italiano, come del resto tutte le isole ioniche, le truppe tedesche, truppe regolari tedesche, massacrarono più di 6.500 militari italiani della divisione Acqui, dell'artiglieria costiera e della marina dislocati sull'isola. Soldati e ufficiali colpevoli di non essersi arresi subito e di aver resistito all'ingiunzione tedesca di consegnare le armi. Caddero combattendo, fucilati, anche decine di sloveni inquadrati nei battaglioni speciali e inviati sull'isola come forza di lavoro coatta. Era il prezzo terribile che il nazismo pretendeva per l'armistizio dell'ex alleato, e lo pretendeva da uomini lasciati abbandonati a se stessi, tanto dai comandi italiani che da quelli anglo-americani. Se fu la dislocazione sulle isole ioniche a consentire qui una difesa più lunga ed efficace di quanto accade nel resto della Grecia, sul continente, in Balcani, fu la decisione libera degli uomini a determinare la scelta del combattimento. Fu la volontà di buttare a mare i tedeschi, di aprirsi in qualche modo una strada verso casa, la molla che spinse i soldati, che trascinò molti ufficiali in una lotta disperata contro l'enorme apparato bellico che gradualmente i tedeschi portarono sull'isola. Fu una pagina di storia militare decisa dalla supremazia aerea incontrastata del nemico, ma comunque una pagina gloriosa nella sua tragicità. Ma fu soprattutto una scelta di campo netta, irreversibile, quella che maturò in quei giorni. La scelta di combattere per una patria vera, per un'idea di libertà che portò poi anche molti dei sopravvissuti ad unirsi alle forze della resistenza greca, scrivendo altre pagine di valore troppo spesso dimenticate. Se possibile, poi, la memoria dei sopravvissuti della nostra provincia, italiani e sloveni, è ancora più preziosa e complessa. Molti furono separati dal resto dei prigionieri italiani destinati ai lager in Germania, in quanto nati in ex province austriache, in quella Adriatische Wüstenland, che i tedeschi avevano deciso di annettere al loro impero. La loro fu un'altra odissea ugualmente tragica. Costretti a risalire i Balcani assieme all'esercito tedesco, come lavoratori militarizzati, vissero momenti terribili in tutte le battaglie che insanguinarono la lenta ritirata nazista, patendo sofferenze e privazioni che in molti casi li segnarono per sempre. Liberati nei pressi di Zagabria dagli stessi tedeschi, ormai diretti anche loro verso casa, rientrarono percorrendo ancora a piedi centinaia di chilometri, molti di loro solo per morire tra i propri cari nei paesi da cui erano partiti. Gli altri assistettero con uguale sorpresa e timore agli eventi del dopoguerra, al mancato processo verso i criminali di Cefalonia, verso gli ufficiali tedeschi della Wehrmacht responsabili dell'omicidio, e al processo che invece ci fu, che venne celebrato in Italia ai danni di alcuni degli ufficiali italiani che più avevano contribuito alla resistenza contro il nemico, colpevoli di non essersi arresi. Solo negli ultimi decenni il sacrificio di Cefalonia ha trovato il giusto riconoscimento da parte delle autorità, mentre solo da pochi mesi sono stati ricordati i combattenti sloveni di Cefalonia, accomunati nello stesso destino dei soldati italiani. Testimonianze come quelle di Argante Zorzenon, di Antonio Petruzzi, di Elio Spirigoi, che abbiamo scelto di utilizzare, di unire in questo video, con la loro diversa consapevolezza degli eventi che li videro protagonisti o li travolsero, e la diversa maturità storica con cui guardano oggi al passato, ci restituiscono un racconto commovente e sincero del sacrificio di una generazione che, scaraventata a morire lontano dalle proprie case dalla guerra fascista, seppe ritrovare l'orgoglio e la volontà di opporsi alla tirannia, dando inizio di fatto alla resistenza e ponendo una delle pietre fondamentali su cui poggiano ancora oggi la nostra democrazia e la nostra consapevolezza di uomini liberi. Non è stato facile
per molti di loro raccontare, far riemergere il ricordo di giorni tanto drammatici. Un ricordo che spesso è stato nascosto agli stessi familiari, perché come ha detto qualcuno non era necessario che sapessero tutto. Lo hanno fatto oggi perché hanno sentito l'esigenza di trasmettere la loro testimonianza ai più giovani, di far sì che le nuove generazioni, cresciute fra le stesse case, nelle stesse vie, sappiano e comprendano il prezzo che allora è stato pagato per la libertà di cui godono e che ora sono chiamati a preservare e a difendere. È con noi Argante Zorzenon di Romance, uno dei pochissimi superstiti dell'eccidio di Cefalonia, eccidio che coinvolse, è bene ribadirlo, parecchie persone provenienti dall'Isontino e da queste zone, sia italiani che sloveni. Sono diversi centinaia di isontini che sono presenti a Cefalonia e pochissimi, come vedremo, saranno quelli che faranno ritorno a casa. Allora, Argante, lei è nato il 27 marzo del 1923, quando Mussolini era al potere da poco. Cosa ricorda di quegli anni, praticamente lei ha attraversato tutto il ventennio della dittatura? Sì, da quello che posso dire io, quello che ho vissuto, diciamo così, i giorni dell'infanzia, che dopo la scuola sono andato a scuola, dopo venuto fuori dalla scuola sono andato, erano artigiani quella volta, non erano diciamo così scuole di alto grado, si andava dagli artigiani e si imparava un po' quello che ti potevano dare loro. Dunque sono stato io un 3 anni, sono stato da un artigiano, da un fabbro ferraio. Era fame in quegli anni, era fame, purtroppo io ho patito anche la fame, perché andavo diciamo così, da questo maniscalco, a mezzogiorno andavo a casa, più di qualche volta non trovavo cosa mangiare e dopo lui mi dava un piatto di minestra e così ho tirato a lungo per 3 anni. Dopo sono andato in cantiere, sebbene poca paga, che era in quella volta erano 60 centesimi, 61 centesimi all'ora, sebbene poca paga, era qualche cosa che entrava nella mia famiglia, perché mio padre era disoccupato. Mio padre faceva il minatore, lavorava nelle cave, ma lavoro non c'era. Allora si riduceva a buttare giù le trincee che erano intorno al paese per tirare fuori il ferro e poi vendere il ferro per poter tirare avanti. Cioè era dura. Io mi ricordo che andavo con mia madre, che era in 23 Fanteria, andavo lì a prendere il rancio e lì si lavava le gavette dei militari, ti davano 2 diti che avanzavano e buttavi in un vaso di conserva e facevi 2-3 litri di rancio lì, che non so se i maiali arrivavano a mangiarlo. Mio papà faceva il bracconiere perché per mangiare si andava a Lepri, a Fagiani, quella volta erano le pernici e ogni tanto si faceva qualche buona cena, polente lepre, era una rarità. Mio fratello ha dovuto andare volontario di marina, mio fratello sempre per il mangiare perché non era lavoro, è andato volontario di marina e io invece ero andato in cantiere, sono andato avanti, dunque in cantiere sono andato avanti fino fino a che mi è arrivato la cartolina per andare a fare la leva, che mi hanno fatto abile, e dopo mi è arrivato la cartolina 300 per andare militare. Antonio Petruz, nato il 15 ottobre del 1923 a Romance, figlio di Giorgio e di Maria Maura di Aiello. Cosa ricorda degli anni 30, degli anni, diciamo, oggi si direbbe dell'adolescenza, allora si smetteva di essere giovani molto prima? Ho fatto le scuole elementari, finite le scuole elementari, a casa, date le condizioni
forse mio papà pensava di mandarmi in qualche posto a lavorare o come apprendista, e mia madre invece di che no, non so da chi ha saputo, di frequentare questa scuola professionale, scuola d'arte, e così sono andato. Ho incominciato a Gradisca il primo anno e dopo a Gorizia. A Gorizia ne ho fatti insomma 5 anni, diplomato artiere specializzato, professione falegname. E dopo aver fatto un anno qui in un'officina a Romano, sono entrato in cantiere, che era la meta da raggiungere in quei tempi. E lì insomma mi è andata bene, perché la paga era buona. Lavoravo in un reparto particolare? Un reparto, lavoravo sulle ali, ecco, degli aerei. Ah, un reparto aeronautico. Aeronautico, sì, come falegname, sì, perché in quella volta erano gli apparecchi di legno, i Canzetta famosi. Sì. E lì è andato avanti fino all'arrivo della cartolina per andare a militare, cioè un anno, poco più, dal 42 al 43, gennaio del 43, il 13 gennaio ho dovuto partire per il militare. Elio Sfiligoi, che è nato a Cormons, in provincia di Gorizia, il 17 dicembre del 1919, che è tra l'altro uno dei maggiori studiosi di quanto avvenne a Cefalonia nel settembre del 1943, autore tra l'altro di un libro fondamentale sul contributo della Marina alla battaglia di Cefalonia, ma che abbiamo qui soprattutto in veste di testimone di quei fatti che lui dice giovanissimo, all'età di 24 anni. Signor Sfiligoi, mi può dire qualcosa intanto della sua famiglia, della sua adolescenza in questa Cormons negli anni 20? Dunque, io sono nato il 17 dicembre 1919 a Cormons, ero il terzo figlio che nasceva in famiglia. I miei due fratelli, un fratello e una sorella, erano nati sotto l'Austria, io ero il primo figlio nato sotto l'Italia. Dunque, a Cormons, quando io nacqui, mio padre era nell'agone per essere eletto a sindaco. Dunque, io il periodo che lui fu candidato a sindaco di Cormons non me lo ricordo. Mi ricordo invece nel periodo in cui abbiamo dovuto abbandonare Cormons. Mio padre a Cormons non poteva più trovare lavoro, era di professione fabbro maniscalco, non gli veniva concessa l'autorizzazione di avere l'officina, non aveva né i mezzi, cacciato dal comune, dai fascisti, dovette prendere una risoluzione e portare la famiglia a Lucinico, dove un fratello maggiore, gli diede una vecchia baracca dove avrebbe potuto mettere in piedi un'officina per la riparazione dei carri agricoli, inferrare i cavalli, inferrare i buoi e così via. E ci siamo trasferiti a Lucinico. Mio padre lasciò Cormons soprattutto perché era perseguitato continuamente dai fascisti. I fascisti venivano di notte e di giorno a casa di mio padre, nella via del Macello a Cormons, rovistavano la cara, picchiavano, minacciavano di dare l'olio d'olive e mio padre non poteva più sopportare le angherie dei fascisti, decise di andare a Lucinico. Però i fascisti non tardarono ad arrivare anche a Lucinico. Era il 1924, io avevo 5 anni, ma mi ricordo ancora, avevano il fez nero, sono entrati, hanno tirato tutti i diretti fuori, quando mia mamma si è opposta, l'hanno buttata per terra e l'hanno picchiata. È stato il primo incontro con i fascisti. E prima di essere richiamato in Marina lavorava al cantiere di Monfalcone. Al cantiere di Monfalcone. Con che qualifica? Io avevo la qualifica di preparazione lavoro nell'allestimento sommergibili. Dunque quando il sommergibile veniva varato doveva essere riempito dai macchinari e così via. E c'era un ufficio, si chiamava ufficio allestimento, dove un gruppo di tecnici diretto da un ingegnere preparavamo i piani quale materiale doveva entrare secondo un ordine prescritto fino a che il sommergibile non era completo. Io ho partecipato all'allestimento di 15 sommergibili. L'ultimo è stato il Marconi, no,
L'ultimo è stato il Velella, perché poi sono andato militare, il sommergibile Velella, che era un sommergibile che era iniziata la costruzione per conto della Turchia e poi finito per conto del Candela. È stato richiamato alle armi in che anno? Dunque io sono stato chiamato alle armi, ho ricevuto la cartolina a precetto nel mese di luglio del 1939. Una domanda, non c'era modo di evitare il servizio militare, pur essendo un operaio qualificato in cantiere? A me mi hanno fatto l'esonero in cantiere, purtroppo io ero fochista artefice e a loro servivano questi. Per questo loro, penso che sia stato per questo, non mi hanno mandato a casa, benché tutti quelli del cantiere hanno avuto l'esonero, sono andati a casa, tutti sono andati a casa, un po' prima, un po' dopo. E io invece sono rimasto lì e aspettavo questo esonero e non veniva mai. Dopodiché a Pola ci hanno mandato una batteria fuori, una batteria in formazione che doveva andare a Cefalonia, e lì facevano, diciamo così, esercitazioni con cannoni che erano ancora della Guardia dell'Austria, 152 cannoni navali, antisbarco sarebbero stati in quella volta. E lì siamo andati avanti un pochi di mesi, finché dopo, naturalmente, era un ufficiale, un sottufficiale che andava sempre al comando là e diceva quando andiamo via, quando andiamo combattere. Insomma, a un certo momento ci hanno mandato via, che la batteria non era neanche pronta. Siamo partiti di Pola e siamo andati col treno via, che adesso non ricordo precisamente, ma penso che siamo circa un mese per andare fino a Patrasso. Noi siamo partiti in agosto, siamo arrivati circa gli ultimi di agosto e i primi di settembre siamo arrivati a Patrasso. E dopo ci hanno imbarcato su un barcarizzoli, cioè una piccola barca, e ci hanno portato fino a Cefalonia. Siamo arrivati a Cefalonia, sarà stato verso il 7 di settembre. Allora, dato che la batteria non era pronta, ci hanno messo noi, ci hanno sparpagliati un po' dappertutto. Chi qua, chi là, chi una batteria, chi l'altra, e noi ci hanno messo fare la guardia di un deposito di benzina che era lì, e ci hanno mandato insomma in questo deposito lì, e insomma siamo stati lì 2 o 3 giorni e si sente dire l'armistizio. E l'armistizio, finita la guerra, tutti gioivano in quel momento, sparavano per aria di contentezza, ma qualcuno diceva, sì, ma adesso mi pare che verrà il bello, perché erano i tedeschi sull'isola, erano circa 3.000 tedeschi. Italiani lì erano fra Marina, Finanza, la divisione Acqui, in tutti c'erano stati 12.000 persone. Sicché lì è venuto qui questo armistizio e i tedeschi ti dicevano di deporre le armi. Allora la gente dice no, ma noi insomma deporre le armi. Voi come venite a sapere attraverso la radio. Attraverso la radio. Attraverso la radio si è sentito che il maresciallo Badoglio insomma ha fatto l'armistizio con gli inglesi, americani, eccetera, eccetera. Così i tedeschi ci hanno diciamo così, ci hanno detto di deporre le armi, che loro ci mandavano a casa, che loro ci mandavano in patria, ma nessuno credeva, perché lì sono venuti anche gente di altre isole che invece avevano già fucilato della gente e sono scappati di là e sono venuti lì a Cefalonia dicendo che i tedeschi là a Santa Maura, a Creta, sono stati lì, cioè praticamente sono stati qualche combattimento e poi hanno
preso la gente e hanno fucilato diversi di loro. Dunque sono venuti lì e allora questo ha caricato ancora di più nella decisione che sarebbe dovuta prendere dopo gli ufficiali. Il generale Gandini trattava con i tedeschi cercando di ottenere il più che era possibile, cioè nel senso di dire non vi diamo le armi, noi vi diamo le grosse, diciamo così, ma teniamo le armi leggere. Invece prima loro ci hanno detto di sì e dopo invece avevano intenzione di disarmarti e mandarti in campo di concentramento, come ci sono andati diversi altri. E lì, tergiversando e trattando e così, si è andati avanti. Intanto i tedeschi sbarcavano a rifornimenti con zattere, sbarcavano armi, e quando i nostri hanno visto che sbarcano armi e cercano di rinforzarsi, hanno sparato alle zattere, e queste zattere qua hanno affondato una e una danneggiata, e la zattera ha alzato bandiera bianca in segno di resa, ma invece sono scappati, sono andati dalla parte che erano i tedeschi, così che ha avuto inizio i combattimenti. Il 13 gennaio ho dovuto partire per il militare e mi sono presentato al distretto di Trieste e lì sono stato assegnato a Macerata, prima al 50° reggimento fanteria di Vivione Parma, e lì abbiamo fatto fino al mese di marzo, il 10 marzo, dove siamo partiti per la Grecia, che non sapeva dove si va, dove non si va. Dal 10 marzo che sono passato per Cervignano, che erano i miei a salutarmi, e questo viaggio è durato fino al 23 di marzo. Siamo arrivati ad Atene Patrasso, siamo imbarcati per l'isola di Cefalonia, che siamo arrivati credo il 27-28 marzo a Cefalonia. Lì abbiamo fatto, non so, 20 o 30 giorni di addestramento prima di essere assegnati alle compagnie. Un giorno è venuto, dopo passati questi giorni, è venuto il colonnello e ti intervistava, ti domandava che scuola hai fatto, che mestiere hai, così. E io sono stato assegnato alla compagnia comando reggimentale e sono andato a Arcostoli, in questa compagnia. Il reggimento era il 317 reggimento fanteria, compagnia comando reggimentale. In Forza d'Acqui. Sì. Lì non era una vita pesante, sì, si faceva di guardia, la compagnia comando fa molta guardia, o al comando o altre, abbiamo fatto anche guardia alle carceri civili, insomma era così fino a non so che periodo che siamo spostati e siamo andati in un'altra zona dell'isola, prima vediamo se mi ricordo il nome di Valsamata, era un paese di Valsamata. Lì abbiamo fatto un periodo, ricordo, prima di questo 8 settembre. Ecco, parliamo di questo 8 settembre che l'accoglie quindi in questa compagnia reggimentale. L'8 settembre, che io ero di guardia al comando, è arrivato questo ordine proprio. Io non sapevo che cos'era, e un maresciallo mi ha detto: questo è un ordine da portare al comando. Era un'ora di cena, erano tutti alla mensa. Sono andato fino alla mensa e ho portato questo ordine, che io non sapevo che cos'era. Dopo ho saputo che era l'8 settembre, la fine della guerra. Si pensava che fosse la fine della guerra. E che cosa si fa? Però nell'indomani siamo spostati di lì e il colonnello ci ha invitati
tutti radunati, e ci dice: voi volete fare la guerra, ma la guerra non è così facile farla, chi ci viene a aiutare qui? Cosa facciamo? Perché nel frattempo, a agosto, abbiamo detto, per aver sentito dire, erano già certi combattimenti, perché i tedeschi già occupavano. Avete saputo dei primi scontri intorno al porto? Sì. E dice, ma noi eravamo convinti che si fa la guerra, noi eravamo in tanti, è una divisione più la marina, insomma il 33 artiglieria, convinti di combattere per un po' di giorni e mandare fuori i tedeschi e andare a casa. E noi si ritorna. Ma non è stata così. La guerra è incominciata. Praticamente non avevo ancora 20 anni. Per me è stato del tutto naturale, perché ho trovato degli altri che erano ancora più giovani di me, erano nati addirittura l'ultimo giorno di dicembre, no? A Pola, dove mi hanno vestito. Dunque a Pola sono rimasto 15 giorni, da Pola sono stato imbarcato sul Monte Cuccoli, ai principi della guerra sono stato sbarcato dal Monte Cuccoli perché il mio posto doveva essere occupato da un volontario della Marina, io ero di leva, sono stato sbarcato a Napoli e inviato al Comando Superiore della Marina alla Spezia, dove rimasi fino a quando non sono stato mandato in Grecia. La sua prima destinazione qual è stata? Dunque la prima destinazione è stata a Pola, Sì. dove mi sono vestito e ho fatto il giuramento. Poi ho fatto il movimento, sono andato a Napoli a imbarcarmi sul Monte Cuccoli. Sono sbarcato del Monte Cuccoli, sono stato mandato al Comando Superiore del CREM alla Spezia. Dalla Spezia a Brindisi, Patrascio, da Patrascio a Cefalonia. E a Cefalonia quando arriva, si ricorda? Io sono arrivato il 22 di agosto a Cefalonia. 22 agosto del 1941. Ero il primo marinaio di nazionalità slovena che arrivava a Cefalonia. Questo è un dato interessante. Un Mio marinaio di nazionalità slovena. papà era sloveno, mia madre friulana, non italiana, friulana patocca. L'8 settembre tu dov'eri? E cosa hai capito quel giorno che succedeva? Dunque io sono stato uno dei pochi che ho sentito che l'Italia aveva chiesto l'armistizio, perché avevo quel famoso radio clandestina. Sì. Io l'ho saputo subito, però avevo sempre il timore di dire, perché avrei dovuto dire dove ho sentito. Ero sempre sul chi va là, perché il fascismo non c'era più, ma c'erano ancora gli ufficiali, c'erano, è vero. Allora io la prima cosa che ho sentito l'italiano. Quello che era vicino a me, Moggio di Carlo, gli ho detto: lo sai che l'Italia è capito? No, è possibile. E dice: andiamo fuori che vediamo. E sentiamo che ci sono dei militari che sparano in aria, buttano i berretti via, siamo liberi, è finita, andiamo a casa. Mentre che nessuno in quel momento ha pensato: sì, a Cefalonia ci sono i tedeschi e l'armistizio vale per gli italiani ma per i tedeschi no. La prima cosa che mi è balzata in testa, perciò quando è venuto l'ordine di ritirarsi immediatamente dalle vie e entrare nei reparti, io sono entrato nei reparti e ho detto: questo è venuto anche il mio momento. E mi sono dato da fare. Mi ricordo personalmente al comandante della Marina, quando andavo alla riunione con Gandin: signor comandante, noi le armi non le consegneremo. Mi ha detto: tu sei un veemente, e mi disse: andate tutti quanti ai vostri posti, se dobbiamo fare la guerra la dobbiamo fare tutti insieme, e non perché noi volevamo attaccare. Erano circa un 300, 400, 500 di preciso, non so, che erano tedeschi che erano lì, avevano 7, 8, 10 carri armati, e lì sono incominciate le operazioni, e lì insomma è stato fatto un attacco nei confronti di questi e sono stati fatti prigionieri un 400-500 tedeschi, e così sono incominciate le operazioni in grande stile. I tedeschi avevano gli Stukas, inizia la battaglia vera e propria. Prima dell'inizio dei combattimenti a Cefalonia c'è un lungo periodo di incertezza e ci sono degli ufficiali che
e in qualche modo assumono la guida, la leadership di questo gruppo che intende opporsi ai tedeschi, da Celestino Apollonio, il famoso Bologna, eccetera. C'è una forte pressione dal basso per resistere agli ultimatum tedeschi, per combattere contro i tedeschi. Questo lei lo lega a un sentimento, come dire, antitedesco che già pervade la truppa, o è il vedere questo inferiorità numerica, diciamo, come l'unico ostacolo per poter tornare a casa? La parola d'ordine era tornare a casa. Tutti cercavano di arrivare a un punto, diciamo, per poter dopo tornare a casa. Come avevo già accennato, è stato fatto anche una specie di referendum fra gli ufficiali e i militari. Questi si sono opposti alla cessione delle armi. Questo è un altro dato interessante, no? Viene chiesto c'è una specie di consultazione fra la truppa e gli ufficiali. Se intendono combattere con i tedeschi, se intendono arrendersi, diciamo, cedere le armi, o combattere contro i tedeschi. E la stragrande maggioranza della base, diciamo, ha optato per combattere piuttosto che cedere le armi. Che è un episodio straordinario, riletto a distanza di anni. Praticamente lì è stato un inizio della lotta, diciamo così, partigiana, cioè un inizio della lotta contro i tedeschi e i fascisti. Cioè è stato la scintilla, diciamo così, e vedendo i fatti di Cefalonia, cioè ha incoraggiato anche gli altri a resistere, no? Torniamo ai fatti di Cefalonia. Eravamo rimasti praticamente con l'inizio in qualche modo dei combattimenti, e la prima notte, diciamo, sembra favorevole ancora agli italiani, con una serie di azioni che gli permettono di mantenere il controllo di alcuni punti strategici dell'isola, e però subito dopo sbarcano sull'isola questi Gebirgsjäger dell'Edelweiss, una formazione di alpini tedeschi, truppe scelte della Wehrmacht, per lo più austriaci o altoatesini, e queste colonne cominciano a muoversi, a circondare le forze italiane, e si rovescia la situazione. Sì, perché le truppe italiane durante il giorno non potevano sferrare l'offensiva, in quanto che gli Stukas erano sopra dalle 7 del mattino fino alle 7 della sera, erano tutto il giorno, mitragliavano e bombardavano, cioè non potevano muoversi le fanterie, e allora hanno tentato di fare l'offensiva di notte, e di notte l'offensiva, sai come, insomma, è più difficile, no? Nell'oscuro. E i tedeschi invece dopo si sono rinforzati e hanno cominciato loro l'offensiva, coadiuvati dagli Stukas, e hanno cominciato a avanzare, no? A Tenaglia, e sono venuti avanti, bombardando, mitragliando. Cefalonia, Argostoli era tutto in fiamme, perché non bombardavano soltanto le truppe, si vede che loro l'avevano contro i greci anche, perché certi partigiani greci si avevano affiancato a noi, e loro avevano scaricato la rabbia sulla popolazione, avevano bombardato, Argostoli era tutto in fiamme, così che insomma avanzavano, noi eravamo in 3-4, diciamo così, in questo deposito, e ci abbiamo affiancati a una truppa che scortava i prigionieri tedeschi praticamente. E anche noi siamo andati con le scorte dei tedeschi, se non che sopra erano sempre gli Stukas che ci seguivano, perché davanti era la bandiera tedesca e una italiana, per segnalare che erano i prigionieri. Così che insomma siamo andati avanti fino a una spianata degli ulivi. Era una spianata che erano gli ulivi, era dopo un muro secco che era lì
tipo Carso. I tedeschi alla sera ci hanno circondato. Il luogo ha un nome preciso. Il luogo ha un nome preciso. Sì, Troionata, sì. Cioè il paese lì è il paese di Troionata, lì è, insomma, è nominato anche per la strada che è stata fatta lì. Sicché alla sera i tedeschi ci hanno circondato, hanno liberato i suoi, quelli che erano prigionieri, e quelli lì li hanno portati via alla mattina che continuavano i combattimenti, e qualcheduno anche dei nostri hanno portato via per portare munizioni, e noi alla mattina lì ci hanno circondato tutti, e lì... Quanti eravate? Circa un 400-450, vedendo io in quel momento lì, circa un 400-450, potrebbero essere stati anche di più. Comunque a me mi è parso che sia stata circa quella quota lì. E la mattina i tedeschi intanto la prima roba hanno fatto pulizia degli orologi, anelli, orologi dove trovavano portavano via. Dopo aver fatto la razzia di tutte queste cose qua, portafogli, tutto quello che potevano portare via, ci hanno circondati con le sentinelle che erano con i massipistoli, che ci avevano circondati. E due tedeschi con le famose SARS, che sparano, non so, 6-7 mitragliatrici SARS, sì. Ci hanno piantato le mitragliatrici lì, ma la gente diceva: ma come ci fucilano? No, ma non è possibile. E dicevano: no, perché le convenzioni internazionali non permettono, no? Proprio quei tedeschi, convenzioni internazionali non permettono, no? E piano piano si è visto che mettevano i nastri dentro nelle mitragliatrici, e si guardava da dietro. Un greco passava di lì che portava la capra a mangiare l'erba, ne hanno fatto com, ne hanno messo assieme con noi, e di lì hanno incominciato a sparare, cioè hanno incominciato con le raffiche all'estremità, e come che sparavano così la gente cadeva. Io ero circa in metà, io era un certo Fontanesi X che era destinato anche lui alla batteria di Cefaloni, e un certo Plezza Renato di qui della Bruma qua. Eravamo in gruppo lì. Io quando ho sentito sparare con le mitragliatrici, mi sono buttato per terra, i morti mi sono caduti sopra di me, sono restato sotto i morti, e lì hanno sparato finché vedevano fino all'ultimo che si muoveva, si sentiva a mettere la pallottola in canna, sentiva il cric rock, la pallottola in canna, e poi sentiva pam, sparavano nella testa, sentiva la testa scoppiare, poc, la testa scoppiare, e così hanno per 20 minuti su e giù, che era quel cavalone di morti. E dopo un certo momento, insomma, questi qui un po' che sono andati via, e sono rimaste lì le sentinelle per un po' di tempo. Adesso lì non so, qualcuno dice che i tedeschi hanno chiamato, hanno detto: se qualcuno è vivo venga fuori, che viene risparmiato. E sono andati fuori così, e li hanno ammazzati. Io ero sotto, ero in uno stato di shock che non potevo capire se questo è successo, questo fatto qua. Invece dopo un'ora circa che eravamo sotto lì, è venuta una camionetta con un tedesco che parlava abbastanza bene l'italiano, dell'Alto Adige lì, ha detto: chi è vivo, insomma, venga fuori, e è andato fuori uno di Milano, là, un certo, adesso non mi ricordo neanche il nome, Rognoni si chiamava, era stato ferito alla schiena, aveva una pallottola alla schiena. Visto che non sparano più,
tutti quelli che erano vivi lì hanno cominciato a gridare aiuto, no? E siamo andati fuori, non so se erano stati 7 circa, su 450 circa, e dopo sono morti ancora 2 dissanguati, e siamo rimasti circa un 4, non so se 4 o 5. E dopo di lì ci hanno portato in ospedale della Marina Militare, tutti quei 4 che eravamo lì. E là, insomma, io ero ferito la mano, ho ferito un po' la gamba così, ci hanno medicato e siamo andati avanti per 3-4 giorni. Intanto mentre venivano i tedeschi a prelevare gli ufficiali, cominciava la caccia agli ufficiali, noi prelevavamo gli ufficiali e lì purtroppo erano 2 che hanno portato via. Noi di lì ci hanno portati invece la caserma Mussolini, che è una specie di campo di concentramento fatto per concentrare tutti i prigionieri, e ci hanno portati lì. Lì siamo stati, io, 3 giorni circa. Lì da mangiare non ti davano, mancava acqua da bere, hanno asciugato i pozzi, qualcuno è venuto anche le dissenterie, e di lì dopo hanno detto quelli che sono di Trieste, quelli che sono del Trentino Alto Adige, di Gorizia, del litorale, ecco, sì, che vengono fuori, sì, che siamo andati fuori e ci hanno messo in una caserma in centro di Argostoli. Quindi separati dal resto degli altri. Questo è anche un dato importante da ribadire, perché a quel punto che va anche a smentire quella che è la tesi così di una certa storiografia, secondo cui i reparti fascisti si sarebbero battuti per l'italianità di queste zone. I tedeschi consideravano queste zone cosa loro, e voi siete stati non più considerati come italiani, ma separati in quanto nati in zone del Reich tedesco, quindi separati dal resto della razza. Io sono andato il primo giorno, mi hanno mandato al comando di reggimento e già si combatteva. Il comando non era proprio in prima linea, ma a poca distanza. Il primo giorno i bombardamenti che erano, io non li avevo mai sentiti e mai visti. Insomma, passa un po', si calmano le cose e mi mandano a portare un ordine a una compagnia che combatteva in prima linea, da solo. Eravamo su una collina, vedi in questa direzione, sull'altra collina, è la prima linea e tu devi portare a questa compagnia quest'ordine. Io sono andato, però quando si scende, si va nella vallata, dov'è la direzione che vedevo prima? Insomma, gli apparecchi ogni tanto passavano e bombardavano. Sono riuscito ad arrivarla, ho dato questo messaggio che cos'era e sono ritornato indietro. Ritornando indietro, ma non era un passo da fare, era un po' distante. E bombardavano sempre, mamma mia, io ho detto, non ne potevo più, sono disteso lì, se una bomba viene sopra, pazienza, era finita. Non arrivavo mai al comando di nuovo. Finalmente sono arrivato. Per fortuna, il giorno dopo sono stato sostituito da altri, che io non li ho mai visti. Non sono mai ritornato. Non sono mai tornati. Non sono mai tornati, io non li ho mai visti. E così, 8 giorni credo che sia durato il combattimento, è cominciato la ritirata. La ritirata, qualcuno diceva, ma e dove andiamo? A ritirarsi. Dove si va? Si ritirava. Ormai i comandi non erano più, uno andava da una parte, uno dall'altra. Siamo riusciti a metterci insieme abbastanza, non so quanti erano. E cammina, ritirandosi. Siamo arrivati per all'Imbrunire, a un passo, e questo non mi ricordo che qual è. E a un certo punto sentiamo raffiche di mitra. Siamo fermati, non è stato colpito nessuno. E una voce dei tedeschi, però parlava l'italiano, continuate a camminare lungo la strada e nessuno vi farà niente.
camminiamo per un po', altre raffiche. E un ufficiale dice: cosa facciamo? Ci fermiamo e aspettiamo. E aspettiamo, abbiamo aspettato tutta la notte, li aspettato, anche dormito come stanchi. E siamo fermati fino al mattino. Al mattino io mi sono svegliato, che dormivo sui sassi lì, però avevo dormito. Erano i tedeschi, hanno incominciato a prendere le armi. Noi non abbiamo detto niente, ho consegnato le armi e dopo, come i tedeschi, avevamo un orologio, una catenina, un po' tutto, ci hanno sfogliati, una penna stilografica, disarmati. Però è una cosa, quando un militare rimane senza l'arma, insomma, non si sente più un militare. Boh. Inquadrati e ci incamminiamo. Dove si va? Boh. Tedeschi davanti, qualcuno lungo la colonna, e avanti si cammina, che a un certo punto si ferma. Sono degli ufficiali tra voi? Nessuno diceva niente. E un ufficiale che era vestito proprio da militare, non dava nessun segno di ufficiale. Io sono un ufficiale. Vengo con noi, contemplate. Dopo sono usciti altri 3 ufficiali. Mi prendono, li portano, ma non troppo distante, si è sentito bene, li hanno fucilati. E quando si sentono a sparare, nessuno diceva niente, nessuno apriva la bocca. Avanti, questa colonna si incammina di nuovo, fino alla sera arriviamo a Argostoli, alle prime case di Argostoli. E abbiamo camminato tutto il giorno, non ci ha dato né di bere né da mangiare nessuno, niente. Arrivati, però per fortuna siamo arrivati e abbiamo un ruscello lì, insomma l'acqua, abbiamo trovato l'acqua. E quella quando si trova l'acqua è già qualcosa. Poi siamo fermati per un po' lì e dopo ci hanno portato ancora avanti e siamo messi, non chiusi, era all'aperto, però da una parte era il mare e in 2 parti erano le mitragliatrici puntate. Ecco, questo era il nostro recinto. Chi andava fuori di quel recinto sentiva gli spari. Boh. E lì eravamo molti, non so quanti, però eravamo molti. E loro ci daranno da mangiare qualcosa, almeno, ma si va avanti così, nessuno da niente. 2 giorni dopo dicono chi sono delle province di Trieste, Gorizia, Trento, insomma, delle regioni austro-ungariche. Siamo usciti, tutti quelli che erano 500 e siamo portati da un'altra parte, proprio nella città di Argostoli, in una villa, una bella villa era. Io il primo giorno, il giorno 15, sono andato in linea, mi sono preso il mio fucile mitragliatore, mi sono calato l'elmetto. La interrompo solo un secondo. Si ricorda qualcosa di quella specie di referendum, chiamiamolo così? Che quel referendum non è stato per alzata di mano o con la scheda, non è stato fatto così, semplicemente in marina c'erano 2 persone che non volevano combattere contro i tedeschi, gli altri, nessuno escluso, non hanno detto noi non combatteremo contro i tedeschi. Tutti hanno detto noi le armi non le consegniamo. Quando ci hanno detto che la batteria della batteria SP-33 di Mignes e i cannoni erano tedeschi, il nostro comandante ha risposto: a me li ha consigliati Vittorio Emanuele e non Hitler e io non li do. E come ho detto, il 15, quando sono venuti i primi bombardieri tedeschi sopra il Cecco, io ho lasciato la batteria 208 e insieme con la gente del 17° reggimento fanteria sono andato a combattere contro i tedeschi sul colle del telegrafo. Dopo 4 ore di combattimento sono stato ferito alla mano sinistra e alla schiena, mi hanno fasciato e mi hanno andato avanti. Sono arrivato a San Teodoro
quando i tedeschi si erano già arresi. E ho preso in consegna le armi dei tedeschi, mi sono messo un fucile mitragliatore sulla sinistra, uno sulla destra, quello italiano l'ho lasciato là e sono rientrato con un capitano di artiglieria che poi fu fucilato. Sono entrato col capitano Pini. Nel mentre che si stava discutendo chi aveva combattuto a San Teodoro, chi aveva fatto prigionieri i tedeschi e così via, dice il comandante: vedete laggiù in mare qualche cosa voi? Fate sparare un razzo. Il razzo almirante non c'era neanche aperto, abbiamo visto, c'erano 7 navi tedesche che tentavano di sbarcare. In tempo di una ventina di minuti, con l'aiuto della fotoelettrica, le abbiamo affondate tutte. Finito l'affondamento, si spegne la fotoelettrica e nel buio della notte si sentiva gridare: Hilfe, Hilfe, aiuto, aiuto, italiano buono. Il comandante dice: lasciateli morire quei cani. Viene il comandante di seconda barone e dice: no, comandante, noi siamo soldati, rispettiamo le convenzioni. Chi è che sa nuotare bene? Noi, 20 di noi ci affidiamo volontariamente di andare a tirare fuori questi tedeschi dal mare. Questo è stato il 15 notte. Poi ho continuato a rimanere nel mio posto di combattimento alla stazione di tiro fino al giorno 21 alle 10 di sera, sotto il bombardamento. La nostra batteria è stata ridotta male perché prima di tutto è esplosa una canna, una volata esplosa. Non so come, non sono morti tutti quelli che erano sotto, dunque siamo rimasti solo con 5 canoni. Gli altri hanno sparato fin quando potevano, poi i bombardamenti hanno ridotto in polvere tutto, no? La casermetta hanno fatto fuori la casermetta, tutti i canoni, infatti era trasformata la batteria in tanti crater. E il giorno 21 di sera dice il comandante: si salvi chi può. Io mi sono tolto l'elmetto, la divisa di marina, mi sono messo un paio di pantaloni corti, le scarpe e una canottiera con la mia medaglietta e l'orologio, e ho lasciato la batteria, dove sono riuscito per un pelo a scappare ai colpi di mortaio che ci sparavano i tedeschi dall'altra parte. E sono sceso giù a basso dall'altra parte della batteria. Ho trovato una caverna con cielo dove c'erano degli altri, c'erano dei greci, anche delle donne, dei bambini, e sono rimasto lì fino il 22 alle ore 10:30, 11. C'avevo ancora l'orologio. Alle 11 viene dentro nella grotta dove eravamo rifugiati un greco, si dice: sulla batteria 208 vedo la bandiera bianca, gli italiani si sono arresi. La prima cosa che faccio, nascondo le armi che avevo con me, le metto sotto la sabbia e mi appresto ad andare avanti insieme con gli altri. Faccio la strada per andare verso su, io vedo dei morti per terra, ma pensavo siano morti in combattimento. Quando arrivo la strada che andava verso sopra, mi trovo una donna, aveva un fardello e un bambino in braccio, una bambina o un bambino, non lo so, e mi dice: ma lo sai, credeva che fossi greco, lo sai che i tedeschi ammazzano tutti? Allora quelli che sono morti, no, dice, quelli sono ammazzati, li abbiamo visti noi che li hanno morti. Ho capito che adesso è così. Allora gli dico alla donna, io ho la mano fasciata, gli dico: dammi la bambina che te la porto io. Mi metto la bambina sul braccio e cammino in su. Quando arriviamo in cima alla strada, una strada ben conosciuta da me, sotto la batteria proprio, ci sono 2 tedeschi sulla strada, con le gambe allargate, col fucile, ferma. Io, quando ho visto che ci portano sopra, ho preso l'orologio, l'ho sganciato dalla mano e l'ho messo nel taschino, però ho lasciato il cinturino fuori. Il tedesco mi prende il cinturino e mi tira fuori l'orologio, se lo mette sul polso, ne aveva già 2 o 3. E mi caccia contro la murata. Lì c'erano già greci e anche italiani con le mani al muro, così. Io nel stesso momento che lui mi ha detto vai contro il muro, lui mi ha lasciato andare, è andato avanti perché venivano della gente e lui andava per portare via gli orologi.
Nel stesso momento che lui mi ha lasciato un momento e è andato in avanti, io dietro di lui sono saltato nel fosso. E adesso posso raccontarvela. Sono arrivato in un boschetto, lì c'erano e italiani e greci, e dico, io ero l'unico che cercavo di organizzare qualcosa, dico, cerchiamo di andare oltre il boschetto, di scappare. Non abbiamo neanche fatto 50 metri oltre il boschetto e vengono i carri armati tedeschi, c'era niente da fare, mano in alto e indietro. Quando sono ritornato ho rifatto la stessa strada, tutti quelli che erano al muro erano tutti morti. Mi ricordo come adesso, Terigi Agnello, un pezzo di ragazzo, era in mezzo alla strada gonfiato dal sole, con la faccia verso una parte. Sono andato più avanti, sotto gli ulivi c'era un altro gruppo di melei e radiotelegrafisti. Uno mi sembrava dormisse e vedo invece che aveva un buco qua. E lì ho capito che momento avevo passato. Fin quel momento non avevo capito niente. Avevo fatto tutto per quella famosa forza dello spirito di conservazione che forse neanche non te ne rendi conto. No? Quando sono ritornato indietro ho sentito che ha rapportato all'ufficiale e gli ha detto Herr Leutnant Epp, H-E-2-P. Epp. Mi è rimasto qua dentro e quello lì è quello che io voglio testimoniare. Perché lui è stato quello che ha responsabile di quella concentrazione. Infatti sono ritornato indietro e sono andato in campo di concentramento. E viene da me il capo meccanico dell'officina che io avevo fondato a Cefalonia, era un lecese, gorigliano, viene e dice Sfiligoi, fai un favore, tu che sai parlare tedesco, vai dal comandante del campo a dirgli che abbiamo nel porto una cisterna piena d'acqua a cui moriamo di sete noi e anche, infatti la gente impazziva dalla sete. Allora io vado da questo ufficiale e gli faccio capire un po' coi moti, un po' qualche parola di tedesco e italiano, che abbiamo in porto una cisterna piena d'acqua. Comincia la prima roba, du verdammel, vedete tu, porco traditore, perché non ci è venuto prima a dirlo? Io non sapevo cosa dire, infatti dice raccogli la gente e andate a prendere la cisterna. Io raccolgo Terkovic, comandante, Musclò di Pordenone, macchinista, altri 2 o 3, Belemo Eugenio di Chioggia, un altro di Trieste e uno di Porto San Stefano. Loro non volevano uscire. Ma dico ragazzi, se noi non andiamo a prendere la cisterna, questa gente muore di sete anche noi. Allora con le belle e con le buone i tedeschi ci danno 3 guardie col fucile e gli dice il tenente comandante del campo, se questi tentano di scappare, ammazzateli subito. Sono arrivato al porto, sono andato sulla cisterna e abbiamo portato la cisterna fino davanti alla caserma e abbiamo salvato la vita a circa 600 persone. Dopo la guerra qualcuno si è ricordato di questo fatto, però i personaggi non sono più gli stessi. Senti, tu non sei stato separato dagli altri prigionieri nativi delle province, diciamo, dell'Adriatico e Küstenland? Io non sono stato separato, appunto perché i tedeschi non hanno mai saputo che io ero della regione Giulia. Avevo avuto la fortuna, l'accortezza di vedere cosa facevano con quelli che si dichiaravano di essere istriani o di essere altoatesini, che venivano separati. Ho capito subito che avrei dovuto forse indossare l'uniforme tedesco. E io ho detto no, io sono di Taranto, mi chiamo Bailardi e così via. E i tedeschi mi hanno messo dall'altra parte. Non ho potuto per questo scrivere neanche le 25 parole attraverso la Croce Rossa. Così siamo andati avanti per pochi di giorni lì, non so, forse una settimana o 10 giorni. Lì era un maresciallo di marina che parlava un po' tedesco, faceva di interprete e a un certo momento ci hanno detto, insomma, chi vuole andare con loro a lavorare. Prima hanno detto chi vuole andare a combattere e dopo nessuno è andato fuori. E allora dopo hanno detto no, per andare a lavorare. E allora, quel momento lì, tra la situazione com'era, e allora siamo andati fuori, cioè abbiamo accettato di andare a lavorare. Siamo andati a lavorare con loro. Chi in cucina, chi tagliare legna, noi siamo andati anche sulle strade, a aggiustare le strade,
cioè ti portavano qua e ti spostavano, no? Comunque da Cefalonia dopo ci hanno portato sulla terraferma, dopo siamo stati a Astacos, dopo siamo andati a Anfilochia, dopo siamo andati a Prevesa io, perché dato che ero ferito ancora, io per tirarla lunga buttavo acqua sulla ferita, per tirarla lunga, no? E in un certo momento dopo mi ha fatto infezione e mi hanno portato a Prevesa, in ospedale, e là mi hanno operato, mi hanno tagliato via il dito. E così dopo, insomma, farà diciamo così, un paese e l'altro, si andava, cioè si ritiravano loro, perché i russi venivano su dai Balcani e le truppe si ritiravano. E dopo io che ero ferito lì, mi hanno portato, a un certo momento sono arrivato in Austria e dall'Austria mi hanno portato in ospedale nel Semerin e lì in ospedale sono stato lì 20 giorni intanto che mi sono rimarginato ferita e dopo di lì loro mi hanno mandato fuori dall'ospedale diciamo così, con l'idea che io mi presento dopo a qualche comando tedesco, no, a un certo momento. Pensavo di andare a lavorare appena tolto così, invece sono andato alla stazione e ho visto che erano dei treni che partivano per l'Italia e erano lavoratori italiani che erano in Germania che venivano rimpatriati. Sono andato sul treno io, ho visto com'era, mi sono intrappolato dentro e praticamente sono venuto, col treno sono venuto a casa. Sono arrivato fino a Cervignano e lì di Cervignano sono venuto a piedi fino a Vilese e uno di Vilese, un certo cappello, mi ha portato a Romans. Mi ha portato a Romans, sono arrivato a casa io nel mese di ottobre, era il 44 e non sapevo come fare, ma dato che lì nel comune c'erano impiegati che facevano l'Ausweis, facevano diciamo così, documenti per lavorare con la TOT e loro sono arrivato a recuperare un documento e sono andato a lavorare con la TOT, sono andato a Gorizia a lavorare con la TOT e di lì sono stato fino alla fine della guerra. Dopo è venuto il 25 aprile, dopo è venuto il 1° maggio, sono le truppe alleate, sono venuto avanti, sono venuto praticamente a liberare tutta la zona lì e lì è stata finita così. E lei è stato il primo del paese di questa zona a tornare da Cefalonia? Sì. Poi ne sono tornati altri? Dopo sono venuti dopo casa, sì, ma dopo più tardi però. Perché dopo erano di quelli che qualcuno che dopo, mentre tornavano indietro, per esempio, era un certo Covassi, Stanislao si chiamava, quello lì, quando si ritiravano dai Balcani, che i tedeschi si ritiravano, è scappato dai tedeschi, è arrivato a scappare, è andato con i partigiani in Jugoslavia, e è stato fino in ultimo, dopo è venuto a casa lui, i primi di maggio, è venuto a casa in maggio. Sì, dopo un po' che sono venuti chi prima, chi dopo, insomma, sono venuti a casa un po' tutti, ecco, perché erano diversi di loro, erano di Vilese, uno era diversa, un certo Donda, e dopo erano di Romance, eravamo io, dopo era come si chiama? Petrus Antonio, sì, erano diversi di loro. Pallavicini era Viviano Pallavicini di Vilese, anche che è venuto a casa, e dopo lui faceva il calzolaio e lavorava con un mio cugino
e dopo è morto. Insomma sono morti quasi tutti, dopo era un certo Spessot Luciano, che era anche sempre lui in Grecia, che era, lui, siccome lui era macellaio, lavorava ammazzando le bestie e recuperava sempre qualcosa da mangiare, ci passava ogni tanto qualcosa, no? Perché dopo là ammazzavano le bestie, facevano o salami o roba così e lui qualcosa recuperava. Quando si era là, insomma, ci ha aiutato. Ecco. Per 20 giorni ci hanno dato da mangiare una pagnotta in 5, una scatoletta, ogni 5 ci davano questa pagnotta, una scatoletta di carne. Non era quasi niente, però ci portavano fuori a prendere acqua e qualche greco ci dava sempre qualcosa. Beh, ci siamo andati avanti per 20 giorni. Dopo 20 giorni ci davano da mangiare come loro. Ha detto, questo è il vito che hanno i tedeschi. Bene, proprio bene. Però è stata una difficoltà a mangiare dopo tanti giorni senza mangiare è stato un po' difficile. Ad ogni modo, passati un paio di giorni, adesso se volete mangiare così, firmate come lavoratori, se no mangiate come prima. Io non ero convinto, ma perché un prigioniero non deve essere trattato da prigioniero? E tutti gli altri, ma no dai, cosa vuoi morire di fame? No, firmiamo e mangiamo così. Firmiamo e mangiamo così. Bene, ci stava bene, tranquilli lì, ci portavano fuori a seppellire i morti. I primi giorni di lavoro sono stati quindi per seppellire i cadaveri. Però si sentiva che già venivano trasportati degli italiani con le barche sulla terraferma. E noi siamo stati gli ultimi e siamo stati fortunati perché io non l'ho visto naturalmente, però si sentiva che le prime barche sono andate nelle mine. Se sono andate per caso o se non sono andate per volontà loro, non so. In ogni modo sono andate nelle mine e sono stati altri morti. Ha avuto modo di assistere anche a rappresaglie sui civili greci? Sì. I tedeschi hanno mandato fuori degli avvisi, dei manifesti. I greci che hanno delle armi le consegnano che non sarà fatto niente. Però sono andati abbastanza a consegnare le armi. Armi che erano le vostre armi abbandonate sostanzialmente? No, pensavo che anche loro erano dei partigiani, non so da chi erano. Per il modo hanno consegnato le armi, però sono stati fucilati. Hanno fucilati tutti ovviamente. Lì si trattava, quando si sentiva uno sparo, si sapeva che era il muro. Il tedesco stava ammazzando tutti. Sì. Bene, siamo arrivati sulla terraferma. Lì anche era scarso, non era che si stava bene di mangiare. E dopo, questo non ricordo dove eravamo, sulla terraferma in Grecia lì. E anche lì siamo divisi e ci hanno messo nelle compagnie tedesche. Noi eravamo in 7 italiani in una compagnia che hanno messo. Con lei c'era qualche paesano? Che era questo Pallavicini di Villese, era pochino. Eravamo noi 2 friulani, erano 2 trentini e 3 meridionali. Questi 7 siamo in questa compagnia. E ci hanno consegnato un cavallo, 2 carretti che ci portavano le munizioni per i militari quando componevano. Noi eravamo addetti a portare le armi, le munizioni al fronte. Insomma, sul principio non era perché loro non avevano resistenze, però man mano che si ritiravano trovavano anche delle resistenze e lì erano combattimenti e noi dovevamo portare queste munizioni al fronte. Era pericoloso, per qualche tratto, però era pericoloso. Quindi praticamente avete risalito i Balcani assieme alla tedesca. Si fermava, si combattevano i tedeschi, noi
non mai in prima linea, però dovevamo portare queste munizioni e cose. Poi siamo fermati a un passo che non ricordo e abbiamo rimasti abbastanza, qualche mese, forse anche più. Eravamo io con i tedeschi e sempre in questo caposaldo, diciamo, no? Era anche lì un battaglione italiani che erano come me, ma non assieme ai tedeschi, ma solo italiani comandati dai tedeschi. Nel periodo che eravamo lì, io non so come sono mandati delle spie, dei militari appositamente tra gli italiani per sentire le voci degli italiani. E c'era sempre qualcuno che diceva, beh, che cosa facciamo? Rimaniamo sempre con i tedeschi, scappiamo, andiamo con i partigiani, andiamo qui. No? E 2 di loro sono stati denunciati, ecco. Dopo si è saputo. E i tedeschi, questi 2, per esempio, per dare l'esempio agli altri, sono stati fucilati. A me mi ha detto un tedesco, guarda, non andare là perché è pericoloso. E in quel giorno erano radunati tutti, circondato tutto il caposaldo dai tedeschi, in piazza messi 2 pali per legare questi 2 italiani e li hanno fucilati in presenza di tutti gli altri italiani. Ecco, questo sì è stato un momento brutto, perché a vedere fucilare degli italiani era un po' grave. Dopo siamo sempre continuati partiti di lì e piano piano si ritirava, i tedeschi dietro di loro facevano saltare i ponti per non avere le truppe nelle calcagne, e così si andava piano piano ritirandosi. Però ogni volta che combattevano loro noi eravamo esposti al fuoco. Il nemico. Molti bombardamenti non erano, però erano gli attacchi dei partigiani e venivano anche a sorpresa, anche qualche volta avevano in fronte, avevano una linea, però erano anche a sorpresa lungo le strade. E difatti noi ci ritiravamo lungo la strada e sono venuti a mitragliare, non so, dicevano che erano di Tito questi aerei. Mitragliavano sempre lungo la strada e noi scappavamo, non so, 10-20 metri o 50 ai lati, eravamo sicuri. E invece ha mitragliato lungo la strada e dopo fatto il giro è andato di traverso, e uno di questi 2 trentini è stato preso proprio da una pallottola dell'aereo, è rimasto morto, che l'abbiamo seppellito dove eravamo, mi ricordo il paese che era Sluni, dove non saprei dire dove, e l'abbiamo seppellito. Questo è, per gli altri 6 siamo riusciti a venire avanti, ecco, e che siamo arrivati fino a Zagabria. A Zagabria i tedeschi sono detto, beh, il tre caput, il duce caput, noi andiamo verso la Germania e voi andate verso l'Italia, e ci hanno lasciato liberi. Qualcuno che era di Bolzano è andato invece con i tedeschi e noi siamo diretti verso l'Italia, verso Zagabria, verso Lubiana. Però arrivati a Lubiana, che cosa si fa adesso? Ci siamo fermati e ci hanno detto no, però ci hanno fermati e chiusi per un po' di giorni. E poi ci hanno detto no, si incolonnano e voi dovete andare a controllare. Ma dove controllare? Non è l'Italia. Voi andate a controllare. Siamo ritornati a Zagabria, a piedi, sempre. Non c'era niente, nessuna assistenza, niente, di niente. E noi andavamo avanti e dove siamo passati noi, dietro era come dove passano dei cavalletti, non era rimasto niente perché se nessuno ci dava da mangiare. Quanti eravate circa? Saremmo stati in 8.000 partiti da Lubiana, ma arrivati pochi. Io non so dove sono andati, sono diretti o andati con i civili, o non so, ma però eravamo rimasti molto di meno. Però quando eravamo di nuovo a Zagabria,
Era un ufficiale che sapeva lo sloveno, da dove era non so, e è andato a parlare con qualcuno, dice sarà qualcuno che si può parlare. E è andato e sì, ma perché voi dovete andare a casa, nessuno vi ferma, ma ci siamo diretto contro. Bene, allora ci dirigiamo di nuovo verso Lubiana e siamo arrivati fino a Susak, che è prima di Fiume, una sera di là. Susak, ci fermano, ci hanno trattato molto bene, insomma, perché ci hanno detto adesso che andate a casa voi, direte come siete stati trattati, no? Arriviamo a Trieste, in porto, ci hanno portato a Muggia e ci hanno fatto disinfezione, insomma, ci hanno messi un po' a porto. E di lì sono venuti gli inglesi a prenderci e siamo portati a Udine. Cosa facciamo? Io, Paravicini e un certo Spessò, che l'abbiamo incontrato dopo questo. Andiamo a casa e boh, siamo saltati giù di questi camion e siamo diretti verso casa, a piedi. Naturalmente tutti ci domandavano, perché eravamo i primi quasi a tornare. Non erano tornati. Da dove venite? Io dico, e siamo arrivati fino a Santa Maria la Longa, che questo Spessotto aveva una cugina, siamo fermati e beh, adesso avete fatto abbastanza strada. Dico io avevo un colono lì che aveva il cavallo col calesse e ci hanno caricato e ci hanno portato a casa e finalmente siamo arrivati a Romanx. Sarà stato che mese? Mese di giugno. Mese di giugno. Un mese di giugno, sì. Quanto pesava quando è riuscito a tornare a casa? Beh, pesavo 47 kg. Dunque io durante il periodo che ero prigioniero dei tedeschi ho fatto un po' di tutto. Ho fatto il prosciugamento di un acquitrino fino all'ombelico in acqua, ho fatto buchi per interrare fusti di petrolio, ho scavato fondamenti per fare fortificazioni, ho fatto lo scaricatore di porto alle Ciuri e a Argostoli. Nel frattempo, come lavoravo un po' qua, un po' là, ho avuto contatto nuovamente con i greci. Ho avuto contatto con uno che era membro del Fronte di Liberazione, che mi ha detto tu dovresti approfittare dell'occasione qualche volta per scappare, perché prima o dopo ti porteranno in Germania. Ogni tanto qualcuno dei nostri portava in Germania, lo portava. Tutti quelli che non avevano aderito all'esercito tedesco, che avevano solo firmato la dichiarazione di lavoratori, ci avevano fatto firmare un pezzo di carta che dovevamo lavorare e che non avremmo mai abbracciato le armi contro i tedeschi. Infatti è successo che a Cefalonia, nel mese di aprile 1945 e 44, gli inglesi sono venuti finalmente a Cefalonia per bombardare. In quell'occasione hanno colpito un deposito munizioni. Le navi saltavano, le munizioni saltavano per aria, i fusti di benzina volavano, infatti come fossero dei fuscelli, infatti, e in quell'occasione lì sono scappati molti, così che mi ha dato la possibilità di capire che c'era la possibilità in questi Frankfurt di scappare. E io infatti 2 mesi dopo sono riuscito veramente a scappare. Quando ho detto che era pericoloso di rimanere nell'isola, mi hanno attraverso Ithaca portato sul continente. Questi partigiani greci? Quei partigiani greci, senza armi, non avevo né armi. Poi sono stato armato e sono rimasti con loro fino alla liberazione. Sono ritornato a Cefalonia dopo che tutti gli italiani erano andati via. Sono ritornato a Cefalonia nel mese di novembre, è venuta la rivoluzione in Grecia, è venuta la guerra civile, ho partecipato alla guerra civile non armato. Sono stato incaricato dal comando partigiano greco di recuperare dalla nave Pisani, affondata al largo di Ciuri, il materiale che era nella nave. Sono stato catturato dagli inglesi e portato il 24 di aprile del 1945 in campo di concentramento prima a Petrasso,
da Patrascio a Corinto. A Corinto sono stato picchiato dai monarco-fascisti greci, portato a Kalamachi, 15 km a sud di Atene, dove sono rimasto fino al 22 di luglio 1945. Sono venuti come prigioniero degli inglesi, ex marinaio italiano, prigioniero degli inglesi. Poi abbiamo fatto vedere che noi eravamo della divisione Acqui e che avevamo combattuto contro i tedeschi, non ci hanno prosciolto di essere dei prigionieri e ci hanno mandato in Italia. Però in Italia ci hanno messo in campo di concentramento nuovamente. E a casa quando sei riuscito? Dunque sono riuscito, il 24 di luglio sono arrivato a Taranto, sono stato incorporato nella Marina nuovamente, sono stato congedato il 10 ottobre e l'11 novembre 1945 alle 5 di sera sono arrivato a Udine. Avevo fatto 22 giorni di viaggio tra Taranto e Udine. Terribile. Ero in Udine, era in Italia. Io dovevo andare a Monfalcone, che era nella zona A. Un'altra domanda, com'è il reinserimento nella vita del dopoguerra? Subito dopo rientrato mi sono presentato all'ufficio personale del cantiere per essere riassunto, dicendo che mi ero licenziato per il servizio militare obbligatorio nel 1939, che adesso dice il cantiere è distrutto, è stato bombardato, se lei vuole venire a lavorare con la palla e col picco può venire anche domani, ma il suo posto di lavoro non c'è più. Allora, ritorni domani, ho fatto il ritorno domani un mese. Ho visto che il lavoro non c'è e mi sono rivolto all'associazione partigiani a Gorizia, che mi trovano un posto di lavoro. E mi hanno trovato un posto di lavoro come segretario della gioventù antifascista, attivista politico. Infatti ho fatto, diciamo così, un lavoro del tutto nuovo, tutto il lavoro politico. Nel 1946, quando c'era ormai la definizione dei confini, dove dovevo andare? Cantiere non c'è niente da fare, attraverso le conoscenze che avevo, la mia famiglia abitava in zona B, ormai Jugoslavia, e sono ritornato a casa e attraverso le autorità jugoslave sono stato mandato a Maribor. A Maribor mi hanno offerto il posto in un studio per la motorizzazione. Nel 1949 sono stato richiesto da parte delle autorità della zona B di rientrare nel litorale sloveno e sono stato inviato a Capodistria e sono diventato vice direttore dello stabilimento conservificio Amperea di Isola. Quando voi, che sicuramente avevate problemi più pressanti, quando avete cominciato a percepire di essere stati in qualche modo protagonisti di un episodio straordinario nella storia di questo paese, quando avete capito l'importanza di quello che avevate fatto? Abbiamo capito l'importanza dopo, quando insomma hanno cominciaato a scrivere i giornali e diciamo così, il problema si è allargato e dopo come si aveva già accennato prima, addirittura quelli che erano cefaloni sono stati processati. Questo è un punto che occorre ricordare, che noi che il paese abbia accolto i sopravvissuti di questa battaglia con fiori o fanfare. C'è stato un processo agli ufficiali. Un processo agli ufficiali, perché in quella volta insomma era crollato il fascismo, ma diciamo così, i tribunali, i giudici erano gran parte ancora del regime fascista, e quelli lì erano quelli che dopo hanno accusato quelli di Cefalonia di aver tradito in un certo senso, di aver disobbedito agli ordini, sì. Combattendo contro i tedeschi. Sì, di aver disobbedito agli ordini. Dopodiché invece, insomma, dopo aver venuto il processo, sono stati assolti tutti. Quando è che questo paese, diciamo, comincia a riconoscere il sacrificio dei caduti di Cefalonia? E sono stati, i riconoscimenti sono stati con il Presidente della Repubblica, che era Saragat, cioè cominciato a riconoscere, dopo sono stati fatti dei viaggi a Cefalonia
sui posti di massacri, hanno fatto un monumento anche, e dopo Conpertini ha dato, diciamo così, il via a un riconoscimento ufficiale, è stato riconosciuto in un certo momento, insomma, un po' di quello che hanno fatto, Non c'è stata mai una punizione per quanto era accaduto a Cefalonia. Questo vale certo per tante stragi compiute dai nazisti o dai fascisti, o possiamo anche dirlo dall'esercito stesso italiano in Slovenia o in altre zone della Jugoslavia. Non c'è stato comunque mai una punizione per i responsabili dell'eccidio di Cefalonia. A Norimberga viene processato credo solo il generale Langhi, il comandante di quel settore dell'Egeo, che se la cava con pochi anni. E lì si pone in qualche modo un problema. Ora si riaprono gli archivi, forse qualcosa si muoverà, ma l'idea che un protagonista, una vittima, si può essere fatta di quanto accade. Perché non si processano i colpevoli di Cefalonia? Perché non viene mai imbastito un processo contro gli ufficiali che si conoscono benissimo? Noi sappiamo, questa è un'ipotesi che avanzo io e poi lei mi dirà se concorda o meno, che chi colpisce sono reparti della Wehrmacht, sono ufficiali dell'esercito regolare tedesco, non SS, e sono credo gli stessi ufficiali che poi dopo vengono inseriti nell'esercito tedesco formato nell'ambito del patto atlantico, e per non toccare la suscettibilità secondo me di questi ufficiali si è lasciato correre, si è voluto diciamo macchiare in qualche modo con questa pagina orrenda, con questo eccidio, l'immagine di quello che era il nuovo esercito tedesco che si andava a costruire, di cui gli stessi ufficiali responsabili dei massacri di Cefalonia avrebbero costituito poi i quadri dirigenti. Quando si sopravvive a un episodio così tragico, si riesce poi a dimenticare nel tempo, si riesce in qualche modo a distaccarsi? Sì, io appena dopo la guerra, dopo venuto a casa, io non dormivo neanche la sera. A me mi prendeva degli orgasmi, che il cuore cominciava a battere. E non mi veniva neanche la parola di parlare. E sono andato avanti per anni a curarmi questi diciamo così, questo caso che mi ha scosso i nervi, mi ha scosso la vita, e purtroppo al giorno d'oggi, quando io penso a quelle cose, mi viene un'angoscia, mi viene da piangere. E noi anche per questo la ringraziamo una volta di più per questa testimonianza, che sarà importante credo per i giovani soprattutto, ma credo per tutta la comunità in primo luogo. Ancora grazie a tutti. Abbiamo sempre avuto un po' l'impressione in queste interviste che la fanteria fosse in una condizione diversa rispetto all'artiglieria o alla marina, e che in qualche modo venga messa al corrente della situazione solo con questo referendum, diciamo, fatto dagli ufficiali. L'impressione è che la gran parte dei reparti dell'Acqui, inquadrati nei reggimenti dell'Acqui, fosse costituita da uomini giovanissimi, da uomini sposati che non avevano mai sparato un colpo prima di arrivare lì. Io difatti non avevo mai sparato un colpo e non l'ho mai sparato. Perché per tutto l'addestramento e per tutta la guerra. Anche con i tedeschi non ho mai sparato un colpo perché non ero armato. E con gli italiani sì, invece l'artiglieria era già preparata o addestrata, o la fanteria anche, ma non io che ero... Non il 317esimo. No, ma anche io che ero al comando del reggimento. No? Guardia sì, con il fucile, ma sparato mai. La guerra arrivano gli Stukas prima che lei abbia modo di sparare il primo colpo della sua esperienza. E non ho mai sparato.
Ho fatto il militare senza mai sparare. 2 anni di prigionia, tutta l'odissea che ho vissuto senza sparare. Senza sparare un po'. Speriamo di non sparare mai. Posso chiederle, prima che noi cominciassimo a incontrarci in queste settimane, aveva mai ripensato a questa esperienza di Cefalonia? A dire la verità adesso avevo un po' dimenticato, perché i primi anni proprio, dopo ritornato, alla sera mi sognavo sempre, erano insomma di paure sempre, e dopo mi ero calmato, ecco, erano passati un po' di anni e ultimamente, a dire la verità, avevo già abbandonato il ricordo, ero riuscito a dimenticare il ricordo. Per chiudere io le domanderei, a distanza di anni, visto che l'abbiamo costretta praticamente a rivivere questa esperienza, un giudizio su cosa è stata Cefalonia, su cosa è stata questa battaglia di Cefalonia, non solo cosa ha significato per voi, ma proprio sulle motivazioni che hanno spinto persone normali, persone che diciamo, non erano votati alla morte, che in quel momento hanno scelto di combattere e che hanno accettato il rischio di morire a Cefalonia combattendo contro i tedeschi. Ma nessuno pensava di morire così facile. Difatti non è che sia stati tanti morti in combattimento, i morti sono stati dopo la fucilazione che hanno fatto i tedeschi. Dico, non so a dire perché così si pensava sempre di riuscire a finire e ritornare a casa. Avevano detto gli inglesi che vengono ad aiutarci. Girava la voce di un aiuto inglese. Ma non è stata così. Dico pure, è sempre perché si sperava di riuscire a liberarsi e a ritornare. Dopo, se altri avevano altre idee, non lo so. Però l'idea più forte era quella di torniamo a casa, liberiamoci dei tedeschi. Dei tedeschi che ritorniamo. Però non è stato così. Le ringrazio, signor Petruzzo. Prego. Grazie da noi e anche per chi avrà l'occasione di poter vedere la sua testimonianza. Grazie. Torniamo indietro, cerchiamo di fare una riflessione insieme su questa esperienza. Cos'è stata Cefalonia? È stato il primo episodio della resistenza italiana? È stato un disperato tentativo di migliaia di giovani di tornare a casa? Quello che stava sotto a tutto era questo. Noi abbiamo occupato la Grecia, siamo degli occupatori, abbiamo fatto del male qui, non a Cefalonia non c'è stato, ma in Grecia hanno fatto del male, hanno fatto patire questa gente, abbiamo occupato uno dei paesi più civilizzati e adesso non vogliamo continuare più a occupare Cefalonia, vogliamo ritornare a casa nostra. Se i tedeschi non ci lasciano andare a casa, noi altri combatteremo. Questo è stato il più umile soldato che ha detto questo. Naturalmente abbiamo avuto a capo ufficiali, specialmente giovani, specialmente tutti gli ufficiali di marina fuori che uno, che hanno detto noi le armi non cediamo. Il nostro pensiero era questo. Dobbiamo tenere l'isola in mano noi insieme con i greci, metterci d'accordo con i greci, tenere l'isola, chiamare in aiuto gli americani, sgomberare l'isola, andare a casa e restituire l'isola al popolo greco. Questo è, diciamo, il lievito di Cefalonia. Tutti volevano tornare a casa. Quello che dice che il plebiscito è stato 100% dice una boiata, perché un bel numero di persone non ci era ancora scaricato di dosso il periodo del fascismo. Perché è stato un trauma psichico per il momento, diventare amici dei nemici e diventare nemici degli amici. Era impossibile. In batteria 208, il giorno 13, nel pomeriggio, il comandante Mastrani è ritornato dalla riunione col generale Gandin dicendo quali erano le condizioni. Uno è andato davanti al comandante e gli ha detto voi potete andare con i tedeschi ma noi non ci andiamo. E il comandante ha capito che gli fanno la festa se dice qualcosa. Ha capito da solo che sono cambiati
i rapporti di gerarchia. Si è mai chiesto perché tanto odio, tanta ferocia da parte di queste truppe tedesche che non erano SS, non erano corpi speciali, erano truppe alpine, truppe di montagna? Dunque, le truppe alpine che sono responsabili di aver fatto il massacro a Cefalonia erano soldati austriaci. Ai soldati austriaci, i loro ufficiali che non erano austriaci ma erano tedeschi e anche austriaci hanno detto: ricordate che questa gente vi ha tradito 2 volte, nella prima guerra mondiale e nella seconda, perciò fateli fuori. Al soldato abituato a ascoltare solo Hitler, educato alla mistica fascista hitleriana, nazista, sentire questi qua sono traditori che vi hanno tradito 2 volte e dovete ammazzarli come cani, era un'ordine che era facile da eseguire. Hanno continuato a ammazzare anche quando c'era l'ordine di non ammazzare più. Perché in realtà, a parte quel primo processo, questo strage di Norimberga, perché non ci sono processi contro i responsabili dell'eccidio di Cefalonia? Li devo dire un particolare. Io 25 anni, 26 anni fa ho parlato con Wiesenthal, il famoso cacciatore di criminali tedeschi. Era venuto in Slovenia per un caso di un criminale di guerra che si era rifugiato in Slovenia e è riuscito a scappare. Io ho saputo che Wiesenthal è a Portorolo e sono andato da lui e mi sono presentato come uno degli sfuggiti all'eccidio di Cefalonia. Ho parlato con lui una ventina di minuti perché lui era circondato da persone che badavano alla sua sicurezza e mi avevano detto nur 20 minuti, solo 20 minuti. E lui mi ha detto così: prima di tutto a Cefalonia non è stata la SS a fare questo o la Gestapo, ma è stato l'esercito regolare tedesco. In Germania la Wehrmacht è sacra e per conseguenza nessuno vuole che quando si parla di nazismo si metta anche la Wehrmacht, perché la Wehrmacht era rimasta dal punto di vista morale intatta, non era responsabile, lo dicevano loro. Io so che lei è tornato da poco da Cefalonia, che è stato a Cefalonia un mese fa ad inaugurare insieme ai rappresentanti del governo sloveno un monumento ai caduti. Una piastra, una stele in bronzo, l'ho progettata io. Quanti sono stati i cittadini della nostra provincia di nazionalità slovena inquadrati in questi battaglioni speciali, quindi pure deportati sull'isola, che sull'isola sono morti? Dunque io mi limito a parlare del battaglione speciale che è stato formato a Asti nel 1942, nel mese di febbraio, dove erano tutta la gente del litorale. Parlo di questo. Questo era un battaglione che aveva 600 persone, 600 militari, quasi tutti della classe 1923, portati via da casa durante di notte con il camion, senza la cartolina a precetto. La cartolina a precetto ce l'avevano in tasca i carabinieri. La mobilitazione veniva fatta attraverso una cartolina e devi andare al distretto, no? Invece niente, sono venuti di notte con i camion e gli hanno detto: tu hai un quarto d'ora di tempo, ti preparati e ti portiamo via. Li hanno portati prima in caserma a Trieste, a Gorizia, a Udine, a Cividale e poi tutti insieme li hanno portati in Piemonte, a Asti. A Asti ci sono trovati con altri soldati sloveni dell'esercito regolare. Lì hanno fatto una delle grandi dimostrazioni. Hanno sputato i quadri di Mussolini fuori dalle finestre, hanno picchiato alcuni ristoranti che avevano un po' di... Allora hanno detto: questa gente è pericolosa. Il fascio di Asti ha chiesto che questa gente venga allontanata e li hanno presi con la tradotta militare di Balcani e li hanno scagliati in Grecia. In definitiva, se dovessimo tirare una somma per quello che è stato possibile ricostruire fino ad oggi, quanti sono i cittadini sloveni della nostra provincia che hanno perso la vita a Cefalonia? In questi ultimi anni, infatti negli ultimi 30 anni, noi siamo riusciti a ricostruire tutto il periodo vissuto dagli sloveni a Cefalonia e siamo riusciti a trovare fuori dati anche attraverso la statistica del governo italiano, dell'esercito italiano, che a Cefalonia c'erano 198 sloveni. Abbiamo poi visto quanti sono morti 25, 47 sono i dispersi.
Sono gente che quando le navi li trasportavano verso la prigionia sono stati affondati e sono morti per affondare, o sono morti nei campi di concentramento tedeschi e si è perduto ogni cosa. La ringrazio, è stata una testimonianza molto molto importante, grazie ancora. Banditi dell'acqua, in alto il cuore, sui monti di Cefalonia, sta il tricolore. Quelli che han combattuto non sono tornati.